Pensate che la centralina di via Carli, che è posizionata alla Stanga, risulta essere una delle centraline che ha i valori più alti del Veneto, per cui siamo fortemente preoccupati. Via Carli si trova nel quartiere San Lazzaro, poco lontano dall'inceneritore di Padova. Qui, secondo i rapporti ARPAV, si registrano le concentrazioni più alte di polveri sottili della regione. I residenti si dicono preoccupati dopo la presentazione del progetto di Hera per la realizzazione della quarta linea dell'inceneritore, che dovrebbe essere pronta per il 2025. La Multiutility, che gestisce l'impianto, ha detto che la quarta linea ridurrà l'inquinamento del 15% rispetto alle linee 1 e 2, ma i cittadini chiedono informazioni più precise e soprattutto un'indagine epidemiologica di aree e terreni circostanti l'inceneritore. I comitati verranno ricevuti dal sindaco Sergio Giordani lunedì prossimo e hanno scritto anche ai primi cittadini di Noventa Padovana e Vigonza per avere una linea comune da sostenere davanti alla regione. Noi chiediamo appunto che venga spostato, demolito, che facciano quello che vuole. Il problema è che non sarà così. Allora noi chiediamo appunto di poter avere delle possibilità di spegnere tutte le nostre caldaie, le caldaie di tutta quanta la zona che circonda, in modo di equilibrare un po' i fumi che sono immessi nell'aria. Soprattutto demolire la prima e seconda linea attualmente che vengono usate e stanno inquinando molto, perché i filtri sono vecchi, sono di vecchia generazione. Mantenere la terza e la nuova quarta linea però allo stesso livello di immondizie che attualmente stanno bruciando, non triplicare l'immissione di immondizie, che peraltro le portano da altre città. Queste le richieste dei residenti di Stanga e San Lazzaro. La preoccupazione è quella anche del maggior stoccaggio di rifiuti all'interno dell'impianto. Nel progetto illustrato da Hera si parla di 300 tonnellate giornaliere di rifiuti gestiti. Anche il sindaco di Padova nei giorni scorsi ha preso posizione. La salute dei cittadini è prioritaria. Chiedo alla regione garanzie visto che è responsabile del progetto, ha detto Giordani.